Untru. E noi cerchiamo a Mimmo Morello, che è un amico de Simponia, poi ed è trasardo su festival Trasardo e Profano. Mimmo è già benio a altre edizioni, sì, a sa de tre edizioni, sì, de Trasardo e Profano. Innanzi di cominciare, torno su grazie a non siete a Socio Simponia che ha di concodrau su festival commenti ogni anno, ma torno su grazie a Vinza a Casa Saddi, che è sa domo de su festival o Cannoburu, e a Eleonora che è sta sintrada. Su festival è un festival con entrata libera, però chi volesse aiutare su festival Simponia fai altre edizioni e altri attobius, potete aiutare a si entrare a gattare una pingiata azzurra e noi potete lasciare chi volesse un'offerta libera. Mimmo, accostati, avvicinati. Vengo vicino. Grazie a Mimmo. Mimmo Morello. Dunque, innanzi di cominciare, prima di iniziare, Mimmo ci presenti anche il restante gruppo. Ok, grazie Federica, grazie a tutti, ringrazio tutto lo staff che ci ha invitato e siamo felicissimi di essere qui con voi stasera. Il gruppo si chiama Untru, noi siamo calabresi e Untru, o meglio l'Untru o l'Untri, è la tipica imbarcazione che si usava nello stretto di Messina, sia nella costa calabrese, quella siciliana, per la pesca del pesce spada. C'era questa piccola barca con questo albero centrale con un ragazzo di solito in cima a questo albero, ed era proprio una caccia questa pesca, una caccia al pesce spada, e lui doveva vedere quando passava il pesce spada. E quindi diciamo, abbiamo utilizzato questo nome come metafora di un viaggio, ecco, perché si naviga in nuove acque. Noi siamo calabresi e abbiamo sempre suonato la musica nostra tradizionale, ma in questo nuovo viaggio abbiamo portato qui per voi stasera la musica del bal folk, la musica che in Francia, ormai quasi tutta Europa si suona questo tipo di musica, ed è musica per la danza. I componenti del gruppo abbiamo Fabio, il nostro caro Fabio, chitarra e mandolino, Filippo, accordeon, Chiara con la nostra bellissima violinista, e io sono Mimmo. Grazie Mimmo. Questo è un progetto che è nato abbastanza recentemente, perché è nato un anno fa, nel 2023, e nasce però, si convoglia tutte le vostre esperienze precedenti, corretto? Sì, esattamente. Come dicevo prima, ognuno di noi aveva già un percorso musicale diverso, dalla musica classica alla musica tradizionale. E questo nuovo viaggio musicale nasce da una breve esperienza che ho fatto in Francia qualche anno fa, e al mio rientro in Calabria, diciamo, ascoltando questa musica in Francia, mi sono appassionato, mi sono innamorato di questo repertorio, di questo genere, e quindi ho ingaggiato i musicisti in questo nuovo viaggio musicale. Grazie a Meda, grazie Mimmo. E in moi estero de commenzai sa de noi disi tra sardo e profano con gli Untru.
Grazie e bravissimi anche i ballerini. Allora adesso il prossimo brano è un valzer composto dal musicista straordinario francese Norbert Pignol. Grazie. Adesso invitiamo un nostro caro amico,
Luca Schisu. Qui in Sardegna Luca non ha bisogno di presentazioni. Luca è oltre ad essere un grande musicista, è un amico, un caro amico. Un po' di mesi fa è stato ospite da noi in Calabria a fare un workshop di musica e di danza tradizionale della Sardegna. Siamo felici di questa, ecco, non per fare retorica, ma questi scambi culturali sono preziosissimi, fanno bene all'anima, al cuore, e sono veramente felice di avere un amico come Luca Schisu. Prossimo brano, Scottish.
Ok, adesso passiamo al prossimo brano, è una busée a tre tempi. Le busée sono dei brani tradizionali di una regione della Francia, l'Auvergne, e anche di un'altra zona, il Berry. Questa è una busée a Buscatel. Ringraziamo lui. Mazurka.
il prossimo brano è una gavotte di un gruppo straordinario, un gruppo belga dei Naragonia.
Bravi ballerini. Grazie. Come dicevo prima, è musica, questo genere di musica è musica per la danza. Filippo adesso ci suonerà un'altra mazurka, una mazurka meravigliosa, composta da una musicista straordinaria francese, Hélène Bissier. La Belle Étoile.
Adesso, dopo questa bellissima mazurka, un rondò. Andiamo avanti con un Anteldro. Anteldro è una danza che appartiene alla Bretagna. Noi seguiremo un Anteldro del gruppo che ho citato prima in Aragonia.
Adesso invitiamo nuovamente Luca Schisu. Luca ci accompagna in un valzer a 5 tempi.
Ringraziamo ancora Luca per il suo contributo. Un applauso a Luca Schirru. Adesso passiamo in Finlandia con un altro Scottish. Adesso dalla Finlandia ce ne torniamo in Francia, in Bretagna con un Costar Coat.
Ok, annuncio il brano per tutti quanti, ma soprattutto i ballerini che devono ballare. Un'altra Busé, questa volta a due tempi.
Torniamo in Bretagna, quindi questi viaggi in giro per la Francia con una danza che si chiama Andrò, una composizione di... eseguiremo questa composizione di Stéphane Millet.
Si continua con 2 valzer composti da musicista inglese Andy Cutting, in Continental Mood e Flatworld.
Grazie. Ogni tanto ritorna Luca, a volte. Il ritorno di Luca. E seguiremo due polche, che una è molto famosa, non so se vi ricordate, in una scena del film Titanic, e quindi polka Armagh e polka Vren.
Abbiamo appena eseguito una mazurka, si chiama La Candela, di due artisti francesi, Brotto e Lopez. Adesso torniamo nuovamente in Bretagna, ci piace molto questa regione della Francia, con un Cassabar.
Ok, andiamo avanti con un altro valzer a 5 tempi.
Io vi chiedo un altro applauso a questi miei amici musicisti. Chiara al violino, Filippo all'organetto e Fabio chitarra e mandolino. Dopo questo valzer torniamo ancora una volta in Bretagna con un altro brano, Tricot.
Siamo arrivati quasi alla fine, spero che il concerto vi sia piaciuto. Chiudiamo con l'ultimo brano, un altro rondò di un'altra regione della Francia, la Gascogna, e così diamo spazio anche a Luca Schirru e ai brani tradizionali della Sardegna.
Chiara Carpia, Fabio Moragas, Mimmo Morello, Filippo Stilo. Grazie a Zameda, grazie. I moi in di Galanta gli untru. Grazie a senti fatto vai a pizzusu de untru. Senti fatto vai uno giro bello meda in sa musica de sa Francia, proschettotto e de sul nord Europa. Torna da Azia in suo palco Luca Schirru, che è moi adesso il suo protagonista di questa seconda parte del suo festival. Devo spoilerau già, si può dire no, spoilerau. Sono dentro già il suo spoiler che stiamo in antisi. E poi si prepara da Luca, che è un artista che già è, un musicista che già conoscevo bene. Luca è un polistrumentista sardo e nasce a Silius, ma è un amico de Simponia, un amico del suo festival tra sardo e profano de anno Sumeda. E come io già bio e io torrai a fare tra sardo e profano un festival di musica, ma chioli di fai avere che de una musica sa tu impari, musica del logos allenos, si può intipone a pari, può fare una musica nuova, un'evoluzione dessa musica di noi seus partius. E è questo che torna a fare. Io so già bio con gli untro che Luca è arrivato, poi suonare a Sosolito, il Launeddas, io sapevo che in moi tornavo a questa musica sarda, ma c'è essere altri ammesturus con questa musica sarda. Dunque, grazie a Luca Schirru. I ballerini su po' di tavarrai in Gunisi. Eia. Jonathan della Marianna. E grazie a Mario, che è sufonico che si è aiutato e puro in tutto questo festival. Chi sa prima parte e sti piace a me da suo pubblico che non si è filmato nuda. Io so che anche si chiede a Badai, ma penso che già Luca già tu conosci di commenti zona, dunque a si chiede compreso. Sta preso un Nicalauso, no? Su Jonathan. Luca Schirru.
Sì. Ah, sì. Jonathan me l'ha nascosto. Rieccoci qui insieme a Luca, che merita un altro applauso. Grandissimo musicista, grandissimo Luca, straordinario. Questo organetto lo fa parlare. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e chiudiamo la serata con due brani di mia composizione, uno Scottish e poi un valzer.
Lucas Kirru e Untru. Grazie a Meda. Tutto su baddendi, bello meda. Dunque, se serrauso questa tovio del su festival, questo de oggi, s'arregodo che a chi volesi seguire le attività di esattobius de Simponia, postisi de Trasardo e Profano, potesi seguire i miei social, che Carolina Donniotta, ponidi tutto esattobius appuntamento che anta seguire in Facebook, Instagram, TikTok, chi volesi tornare a biris diretta da sagattaisi men su canale YouTube e totus i disi finza a oi del festival funti con offerta libera. Dunque ponesi una mano in su goro, c'è sa vingiata a s'entrata, dunque e a sapessi da lavoro esti, non c'è a s'entrata, dunque secondo bessesi chi volesi poter aiutare le attività di Simponia. Commenti femminendi e tenesi finza a orietta che mai da cabao de badà e dunque a torre da Bessiri e in su gazebo potete agattare finza in maglietta e gadget de Simponia e de su festival Trasardo e Profano e si de importo mano poi attività di de s'assozio e poi si chiede a fare su festival e tutte le altre attività di o canno chienidi. Commenti vemonendi, oggi quest'ultima dico un'offerta libera, ma su festival accaba da Crasi. Crasi non è offerta libera, c'è un biglietto da pagare, ma poi c'è una degustazione di binusu, di fucivunti binusu, di sagantina sedilesu de mamoiada, dunque bene crasi puro a sagattai, post'ultima di su festival, un festival lungo, decidisi, preno di artistas, di musicistas, commenti questo che sono dentro oggi. Grazie a Meda, grazie ai sorrisi sadisi e a casa Saddi, per questa domo bella del su festival. E a vosotros puro casesi noi, oi voro. Grazie a Diaderoso. A Crasi.